Buonasera amici di Terzo Tempo, tanti gli argomenti, intanto l'attualità, esonerato Muzzin dal Fiume Veneto Bannia, l'ultimo esonero dell'eccellenza, 2 giornate dal termine, 1 giornata al termine della Serie D, paura, San Luigi non deve perdere con l'Obermais, poi parleremo di questa eccellenza incredibile, l'acuto del Muggia, in studio grande protagonista di questa partita Ciriello, rivivremo le promozioni di Ancona Lumignacco, Torranese, Aquileia e Polcenigo Budoia e poi come sempre le nostre rubriche dagli studi di Trieste. Stasera partiamo, sigla e riassunto di giornata. Quanto si complica il discorso salvezza? Complica tanto perché adesso dobbiamo vincere assolutamente domenica con l'Obermais. Mi sembra quando fai le partite estive, Sì. le amichevoli estive, un gol del genere. Il Muggia tiene vivissima l'eccellenza. Ditemi la prima cosa che vi viene in mente. Russo. Rigore che può cambiare il campionato. Oggi nessuno si aspettava questo risultato. Nessuno pensava che Monfalcone battesse l'Elmè, 1. Sì. 2, nessuno pensava che Monfalcone perdesse oggi. Sì. Nessuno, vediamo... ormai non sappiamo più cosa pensare. Come la penso? Sì. Vince il Pordenone, senza tirare la azione. Sì. Me la dici così? Vince il Pordenone. Una retrocessione sarebbe un fallimento, credo. Fallimento totale a 360 gradi. E scende in promozione il Chiaro Ponziano, scendiamo anche noi adesso in promozione. Il 13° quindi fa festa, si prende il secondo derby consecutivo contro il Depo e vola a quota 51 punti. Sentiamo la felicità di mister Martignoni con l'Ancona Lumignacco che ritorna in promozione. Il coronamento di una stagione incredibile. Leonardo fa un gol da Serie A. In un paio di stagioni siamo riusciti a riportare dove merita la Torrianese. Andiamo a parlare delle altre promozioni. Aquileia, ecco qua, promossa dal girone C di seconda categoria. E per quanto riguarda il Polcenigo Budoia, che hanno celebrato così la vittoria di questo gruppo che sale in seconda. Chiudo dicendo complimenti anche al Sant'Andrea. Ha vinto il titolo Under 19. Non andate in giro, state qua, guardate a tutto campo perché i dilettanti sono davvero sorprendenti fino alla fine, lo dimostra l'eccellenza. Muzzin esonerato dal Fiume Veneto Bannia, ne parleremo questa sera, parla dei 90 minuti al termine della Serie D e di un San Luigi che deve conquistarsi la salvezza e poi insomma di un'eccellenza pazzesca. Parleremo di tutte le promozioni che ci sono state in questo fine settimana, lo faremo con i nostri ospiti. Nostri consueti ospiti, Simone Fornasiere. Buonasera. Simone Mauro. Buonasera a tutti. E poi questa sera ospite a Trieste Gianluca Ciriello. Ciao Bomber. Buonasera a tutti. Come fosse con noi Stefano De Agostini alle spalle di Gianluca Ciriello. Ciao Dea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, facciamo ordine, abbiamo parlato di tante cose in questo già domenica nel nostro appuntamento appena finite le partite. Già si erano toccati temi importanti quali le promozioni, quale avevamo ospite Turchetto per parlare del momento difficile del Fiume Veneto Bannia. Oggi si è trasformato in un esonero di Muzzin. Qual è il tema che vi interessa di più? Vi chiedo sempre, stasera non abbiamo visto il classico riassunto. La crisi del fiume, magari Ciriello può dirci qualcosa visto che l'ultima il fiume sarà ospite loro, quindi loro che sono stati un po' l'ago della bilancia nel riaprire il campionato, certo, lo saranno anche là dietro in coda. Mauro? San Luigi, siamo qui a Trieste, San Luigi, e sperando magari di essere anche di buon auspicio. Ciriello? Per me diciamo che questa eccellenza che l'abbiamo riaperta, è giusto anche parlarne visto che è stata molto bella, si prospetta che sia ancora più bella le ultime 2 giornate. Bellissima. Dea, qual è il tema? Sono d'accordo col Bomber, questo finale di eccellenza che è veramente meraviglioso, sia davanti che dietro.
Tanti temi, vediamo qual è il tema scelto da mister Tomei. Partiamo con il tema di Tomei, vediamo. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti di studio e a tutti quelli che ci seguono da casa. Per il tema di questa settimana ho preso spunto da una vecchia canzone di Riccardo Cocciante, dal titolo Era già tutto previsto, e mi riferisco alla situazione di classifica del San Luigi. Anche nei momenti migliori della stagione ci siamo sempre detti che la D è una brutta bestia, dove nel 90% dei casi tanto spendi e tanto ottieni, soprattutto se si parla poi di zona salvezza. E chi pensava ad un miracolo del San Luigi in una salvezza diretta poco aveva capito. Ed è inutile chiedersi se è un problema tattico, fisico, mentale. Secondo me sono già andati oltre le più rosee aspettative. Con la massima stima e un grandissimo in bocca al lupo auguro alla squadra di mister Pocecco di raggiungere il proprio obiettivo, che potrebbe servire anche da monito alle 3 pretendenti alla Serie D di quest'anno, perché andarci vuol dire anche poterci rimanere e non farsi solo un giro in una giostra molto costosa. E voi cosa ne pensate? Un saluto e alla prossima. Giro di opinioni, cosa ne pensate? Sono perfettamente d'accordo col mister, non so però in verità se a San Luigi pensavano già di essere salvi dopo aver vinto a Calvi sul campo del Calvinoale. Questo non lo so, io credo che Pocecco certamente no, però magari mentalmente, inconsciamente qualcuno, magari fra i giocatori che hanno poca esperienza in questa categoria, poteva pensare di essere salvo, però ha ragione, sono perfettamente d'accordo col mister, la D è una brutta bestia. Parlando di questo San Luigi che conosci bene, Ciriello, com'è adesso mancano 90 minuti, quanto bisogna essere preoccupati? Diciamo che sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto il mister, nel senso che sì, sicuramente il San Luigi doveva un po' aspettarselo e anzi all'inizio della stagione stavano facendo veramente tanti bei risultati e dicevamo cavolo, ma forse veramente riescono a salvarsi anche senza andare ai play-out. Ovviamente è venuto fuori forse la maggiore incisività di alcune forze del campionato che hanno giocatori di esperienza, sicuramente. E, diciamo che sì, un po' devono avere questo timore, però se la devono giocare. Manca 90 minuti, devono dare tutto. Alla fine c'è ancora speranza e quindi giustamente bisogna aggrapparsi a quella. Ma Massimo, però stiamo dicendo delle cose che gli obiettivi che aveva posto il presidente Peruzzo all'inizio, ha detto all'inizio del campionato, noi facciamo questa Serie D con i nostri mezzi, cerchiamo di onorarla fino all'ultima giornata, una salvezza ai play-out potrebbe essere comunque un bel risultato. È chiaro che noi avevamo delle aspettative, come diceva Simone, maggiori, perché a un certo punto del campionato il San Luigi aveva dimostrato di tenere la categoria, però non vedo questa situazione così drammatica, considerato che vogliamo ricordare come è finito il campionato scorso dell'eccellenza? Sì, che quasi c'era una gara a chi non voleva vincere questa eccellenza, l'ha vinta il San Luigi, ha detto faccio questo campionato. Ma senza follie. Quello era già tutto previsto, quindi sei d'accordo con Tomei, cioè ci sta che sia arrivato così, certo, a 90 minuti di paura. Magari il gusto finale, poi se gli esiti facciamo tutti gli scongiuri del caso, c'è una soddisfazione maggiore, però si sapeva che doveva giocarsela fino all'ultimo. Sì, però quando tu ti fai la bocca buona come se l'è fatta per 2/3 di campionato San Luigi, adesso sei spalle al muro, perché adesso hai 2 partite, speriamo hai 2 partite e non puoi perdere nessuna delle 2. Non può perdere. Domenica se perdi in casa col Maia Alta sei sicuramente fuori forbice e sei retrocesso. Se pareggi, indipendentemente da quello che capita sopra, sei sicuramente dentro la forbice, perché anche se il Vigasio vince ce l'hai va a 7 punti, però è chiaro che quando ti fai la bocca buona adesso diventa dura. Tu l'hai visto nel derby, hai visto una squadra
ho visto una squadra che non può essere quella domenica prossima, perché secondo me, ragazzi, è emblematico. Tu prendi gol al 44esimo del primo tempo e ci sta, in caso del Charlins va bene, che magari ha reso nettamente meno di quello che ci si aspettava, ma insomma, se noi mettiamo a confronto le due rose, penso che di non bestemmiare se dico che non c'è partita. Quando tu prendi gol, metti palla al centrocampo per riprendere il gioco, la passi indietro e mandi due in porta. Chiedo a Ciriello e poi vado dal Dea, ma può esserci un calo mentale a un certo punto, a uno soprattutto che non è abituato a farla? Alla fine anche tu l'anno scorso l'hai vissuta per la prima volta, seconda, dai, ma la prima da grande protagonista. Ma sicuramente, secondo me viene prima un calo fisico, perché veramente ti portano via veramente tutte le forze, non riesci a essere lucido. E potrebbe essere che in alcune partite magari potevi guadagnare qualche tempo, magari perdere qualche tempo, avere un po' di esperienza, e magari altre squadre che sono già preparate in questo anticipano, sono già pronte. Ok. Dea? Beh, io come ho già detto più volte, la D ha due step, cioè il primo sono le prime 28 partite, poi ci sono le ultime 6-7. E lì purtroppo cominciano a diventare le cose un po' più difficili, perché già il livello è alto, poi quando il gioco si fa duro, allora lì comincia ad alzarsi il livello e se non hai giocatori di livello diventa un problema. Stefano, tu la conosci bene, nostra categoria. Si sono salvate domenica Campodarsego e Luparense, che sono due squadre, Ciri, sono due squadre di altissima qualità in questo campionato, quindi è come dice il mister, cioè ci sono due campionati, alla fine devi essere pronto sul pezzo fisicamente, mentalmente, o no Stefano? No, ma condivido, io l'ho detto, perché molte volte arrivi ad un passo ti manca giusto quel pezzettino da fare e non ce la fai. Però trovo dei commenti quasi ingenerosi nei confronti del San Luigi, perché San Luigi il suo obiettivo lo sta centrando. Cioè rispetto alle altre corregionali, il San Luigi ha dichiarato fin dall'inizio: io me la gioco, mi gioco una salvezza. Sì, no, però ormai che quindi, lì, certo, il tema è riesco a salvarmi. Ma infatti no? alleggeriamo, diamogli questa serenità a questi 90 minuti e il San Luigi deve stare sereno, tranquillo. Sentiamo cosa ha detto Alessandro Paolucci sul punto degli obiettivi della Serie D, perché tra paure e sogni, le paure del San Luigi e ci sono i sogni playoff nel Brian Lignano. Sentiamo Paolucci. A 90 minuti dalla fine anche da dire che il calendario vi pone di fronte a una partita abbordabile. Sì, loro sono già retrocessi, ovvio che noi dovremo essere bravi soprattutto a livello di motivazioni a far capire che all'Adriese che domenica c'è solo un risultato. Noi ci giochiamo qualcosa di importante, mi viene da dire storico per la società e per tutti, e l'Adriese con tutto il rispetto in questo momento non ha niente da chiedere. E quindi noi a livello di motivazione dobbiamo assolutamente fare la partita. Anche se dovesse andare tutto male domenica, non cambia assolutamente quello che la squadra ha fatto, il mister ha fatto, che noi come società abbiamo fatto. Ovvio che sarebbe un dispiacere. A questo punto ti dico che sarebbe un dispiacere non riuscire a entrare nei playoff. C'è stato un momento dove loro stavano facendo veramente bene e mi viene da pensare la vittoria calvinoale. Sì, dopo quella partita lì loro erano a 3 punti da noi, 4 punti da noi. È vero, è vero. E secondo me magari lì hanno fatto, o c'è stato un rilassamento, secondo me di ambiente, non di mister, non di, magari lì la Serie D è una categoria che non ti risparmia niente. Secondo me loro devono stare tranquilli, vivere la settimana più possibilmente serena, cercando di fare una partita importante. Io se posso dargli un consiglio, non devono pensare al pareggio, devono provare ad andare a vincerla. Quella serenità che parlava Mauro, insomma, in questo momento deve essere questa, però chiedo a Stefano De Agostini che queste partite le ha giocate, partite decisive o play-out, che settimana è e che partita è quella che aspetta il San Luigi, come si prepara secondo te? La settimana è carica di tensione, questo è poco ma sicuro, perché ti giochi qualcosa di importante. È chiaro che non sarà facile, non è nemmeno facile da preparare, perché devi riuscire a toccare i punti giusti. In questo il coach sicuramente, al coach non deve insegnare niente, ma io credo che loro devono puntare come sempre su quello che sono,
no, sul gruppo che hanno, e questo credo che sia la loro forza, è sempre stata questa, di riuscire insieme a venire fuori dai momenti difficili, e credo che insomma in questo loro siano maestri. Ciri, Brian Legnano invece ti ha impressionato cosa ha fatto? Brian Legnano sta facendo, e anzi appunto al di là di quello che farà l'ultima partita, se riusciranno a raggiungere questo playoff storico, secondo me ha fatto una cosa straordinaria. E in particolare se facciamo appunto il paragone di queste tre nostre regionali, ovviamente il San Luigi speriamo che riesca a salvarsi, devono dare tutto per tutto, e anzi secondo me in questa settimana, ti dirò di più, potrebbero anche cercarla di viverla veramente in maniera molto serena, preparare sì, ma sono cotti, dopo tante partite, sarà tanta emozione. Ragazzi, date tutto quello che avete e cerchiamo di salvarci. Più sereno invece il Brian Legnano, che vediamo, perché non ha tutta sta pressione, anche se, come ha detto Paolucci, adesso fa gola, no? Naturalmente quando assapori quelle zone della classifica alte, che di solito appunto avevano altre squadre rinomate e blasonate, come sappiamo, sinceramente devono ovviamente andare la domenica, andare a vincere, perché ovviamente parli e vai ad affrontare una squadra che è retrocessa, e gli auguro appunto di andare a vincere e di guadagnarsi questo playoff. Tra l'altro playoff che non è nemmeno impossibile per il Cernis Muzzane, quindi finale di stagione dove può arrivarci matematicamente il Cernis Muzzane, e il Brian Legnano invece ce l'ha lì a portata di mano, ce l'ha in mano, deve chiudere i conti mister Moras. E poi si parlerà di futuro nella puntata della Serie D con Alessandro Paolucci. Non si è sbilanciato, tutto da capire a livello di ufficialità, ma penso che la prossima settimana, una volta finito tutto, o una volta finiti i playoff, arriveranno le notizie, insomma, con Cernis Muzzane che è pronto a separarsi da Zironelli, Moras da Brian Legnano, e poi capiremo come si sposteranno. Moras ha accostato il Cernis Muzzane, come lo vedi? Guarda, non so sinceramente cosa farà appunto il Brian Legnano, so appunto che ha fatto diversi anni, ha fatto molto bene mister Moras. Ma è lui il segreto? Secondo me è un mix di fattori, lui insieme alla squadra, insieme alla società, perché è tutto insieme allo staff, insieme a tutte le persone che curano anche per esempio il campo e tutte le cose dietro, e sono i segreti per fare risultato. Non è solo una persona, non è solo un difensore piuttosto che un presidente, è tutto insieme. E non è solo Ciriello, come si diceva. Assolutamente. Nessun rimpianto per Ciriello? È andato via dalla D? No, nessun rimpianto, anzi sinceramente attualmente mi trovo bene, sto bene. Noi possiamo magari avere a livello di Muggia qualche rimpianto, potevamo sicuramente fare qualcosa di più, sicuramente, magari ne affrontiamo anche dopo, ovviamente, però le voci dicono che il Brian Legnano continua a pensare a te. L'abbiamo chiesto a Paolucci, vediamo cosa risponde. Sentiamo. A 90 minuti dalla fine, anche da dire che il calendario vi pone di fronte a una partita abbordabile. Sì, loro sono già retrocessi, è ovvio che noi dovremo essere bravi soprattutto a livello di motivazioni a far capire che alla Driese che... Ciriello. Paolucci su Ciriello, questo l'abbiamo già sentito, anche se Paolucci dice sempre cose interessanti. Vediamo se abbiamo... Eccolo qua, vediamo. Le voci sono voci. È ovvio che se ci sono, magari un pensiero c'è, i matrimoni però si fanno in due, questo non vuol dire che noi vogliamo e Gianluca non vuole, però il Brian Legnano è comunque una società attenta a quelli che sono i profili, secondo me, regionali più importanti, e Gianluca forse a livello di attaccanti è il profilo più importante. Conosci Califano? Che dice non escludo il ritorno. Tu... Non escludi il ritorno? Sinceramente non voglio né escludere, non voglio dire niente. In questo momento mancano ancora 2 partite per il Muggia. Io sono concentrato a fine del campionato e dopo si vedrà, ovviamente. Sai che devo fare un po' di... Giustamente. Però l'avevo fatto io qualche mese fa, no? Che ho detto Ciriello sul mercato, no? Sì, ma quella volta non era sul mercato. È ancora tranquillo il Muggia, ha fatto 20 gol. No, però il fatto che il Brian Legnano provi a pensare ancora a un dialogo con te, insomma, non è segreto, e penso che il dialogo sia aperto in quel senso, e penso sia bello pensare che una società voglia ancora un giocatore come te, no? Assolutamente, è super apprezzato, e anzi mi sono lasciato super bene con la società, con lo stesso Paolucci. Ho fatto delle scelte anche sinceramente dettate dal fatto che tra il lavoro e la vicinanza
dopo diversi anni comunque fatti fuori ne sentivo il bisogno, Certo. e quindi era anche importante per questo. Per me. Scusa, faccio io una provocazione a Ciri. Che noi parliamo del Bria, ma è la Triestina in D? Bella, Tu avrai mercato. bella domanda, però sinceramente è ancora più lontana forse come Allora, adesso so che c'è il Beh, ma Muzza, non come distanza però, Non no? come distanza, no, quello no. Per arrivare la a Triestina Valmaura. il Pordenone che lo aveva cercato, il Teor con Pittilino che arriva in eccellenza, penso che il tuo mercato sarà ampio. Quindi ti chiedo solo una cosa, con il Muzza dovrete capire cosa fare, anche tu dovrai capire cosa fare, non è un Ciriello blindato a Muzza, dimmi se sbaglio. Non è blindato, Okay. non ho un contratto a vita, No, ecco, questo sì, con tutte le non squadre. Ecco. cioè, aprirai il ragionamento fra Sicuramente poco. ne parleremo, e se il Muggia dirà che magari vorrebbe tenermi, si rivaluterà e si aprirà ovviamente. Lo tolgo io dall'imbarazzo, dai, il prossimo anno va a Brian, su. No, uno potrebbe lo tolgo dire, io dall'imbarazzo, no, dai. potrebbe chiudere il mercato qua e dire però resto dove sono. No, perché è appena aperto, quindi... Cerchiamo di capire anche la posizione, 2 partite, bravo. Però intanto il bomber resta Noi ti Ciriello. provochiamo. Il bomber resta Ciriello con 20 gol. Poi in campionato. accontentati, già l'altro anno ti aveva dato la notizia in diretta a Percotto, quindi aspettiamo lì. Aspetta, hai già annunciato la festa, non ancora. No, Quando la annunci dici a Ciriello, lui viene volentieri e quella sera ti dice... Esatto. E alla fine però il bomber resta Avrà tanti Ciriello. problemi a trovare squadra secondo me, ma proprio tanti problemi. No, però Dea, 20 gol in campionato... Massimo, penso che insomma tutte le squadre che vorranno fare qualcosa di importante in regione la telefonata gliela fanno, dai, cioè, questo credo che sia scontato, no? Domanda seria, che cosa vorresti però dal futuro? So che mancano 2 partite, ma cosa vuole Ciriello dalla prossima stagione? Cosa cerchi? Ma non penso già alla prossima stagione, sinceramente. No? No, in questo momento voglio finire bene con la mia squadra attuale. Abbiamo ancora 2 partite, noi cerchiamo di tenere il nostro 4° posto, anche perché non riusciamo a raggiungere il 3°, però almeno abbiamo riaperto questa eccellenza, almeno un piccolo, no? E personalmente sono contento che comunque ha toccato quota 20 gol anche quest'anno, cercherò comunque di difendere anche quella posizione, quindi come sinceramente come capocannoniere. E allora, parlando di questa stagione che Ciriello è stato, ogni tanto Fornasieri ha detto non addirittura il miglior Ciriello, 20 gol. Hai detto, no, ma hai detto sta roba, se le puoi registrazioni le chiedo. Ce le ho. Però, confermo. Io ho solo detto che tutti si aspettavano sempre 30 gol, ma il suo l'ha fatto, è il Muggia che un po' è mancato. Ma che lui... stagione è stata per te? Allora, sinceramente se penso al Muggia è stata, sì, dovremmo aprire quasi un capitolo qui, però è stata un po' particolare, nel senso che proprio prima accennavamo il discorso che siamo arrivati a febbraio a -2 dal Monfalcone, e lì forse dovevamo in qualche modo giocare qualche partita forse un po' più sporca, dovevamo avere un po' più di esperienza e portarci a casa delle partite che invece abbiamo pareggiato. Certo. Abbiamo 13 pareggi quest'anno, la squadra penso con più pareggi. Penso che uno come te sia mancato vivere un campionato per vincerlo, no? Sì, mancato, mi è dispiaciuto perché quello che ho visto è comunque una squadra che ha qualità. Certo, però l'abbiamo visto soprattutto domenica. Facciamo così, visto che abbiamo aperto il capitolo Muggia, dopo aver toccato inevitabilmente il tema del bomber, che aprendo già la strada a un mercato che sarà bello impegnativo e lui sarà un protagonista, Muggia permettendo, entriamo nel capitolo Muggia che però tiene vivo il campionato e soprattutto si regala una giornata da protagonista. Francesco Vitturi. Trionfa l'UFM, si porta a casa i 3 punti. Dopo la vittoria in casa nel big match ci si poteva aspettare un UFM lanciatissimo e invece scivola già il weekend successivo. A Muggia i ragazzi di Riccardo Carola sono partiti con uno sprint da 2 gol in 10 minuti. Soprattutto nel primo tempo, in cui il livello di gioco è stato alto, abbiamo creato parecchio, siamo andati in vantaggio con Ciri e con Coffo velocemente, poi abbiamo gestito fino alla fine. Non il migliore degli approcci al match per i giocatori di Mr. Zanuttig, che per riuscire ad alzare la testa hanno dovuto aspettare l'intervallo.
Fino a prima un UFM in importante difficoltà non aveva prodotto praticamente nulla, ma oltre alle complicazioni in attacco sorprendono molto le disattenzioni difensive. Il primo gol nasce proprio da un pallone impennato da Pratolino, mentre il 2-0 esce dai blocchi con Cofone completamente smarcato davanti a Sorchan. Non è bastato un secondo tempo ricco di episodi per portarsi via qualcosa dallo Zaccaria. Per l'UFM, oltre a scrollarsi di dosso il 4-2, bisogna ritrovare il controllo con il quale ha tenuto la testa per 31 giornate su 32, perché comunque il destino di questa eccellenza è ancora tutto nelle loro mani. Vince chi merita veramente alla fine, perciò se saremo noi o saranno gli altri, abbiamo LME, Pordenone e UFM, credo che abbiano disputato un campionato straordinario. Io sono contento di quello che hanno fatto i miei ragazzi, sono contento per la mia città, domenica c'erano 1000 persone allo stadio, sono sicuro che col mezzo i tifosi monfalconesi verranno a sostenerci ancora di più, perciò sono assolutamente sereno e tranquillo, andremo a Pordenone in maniera onestamente serena, seria e sportiva, e poi come sempre alla fine sarà un vinto, un vincitore, il vinto stringerà la mano al vincitore, come è giusto che sia nello sport. Per il Muggia, vittima di lusso in questa stagione, con il rammarico di non aver raccolto di più tra i tanti pareggi e gli episodi non andati a proprio favore. In un'annata complicata non è scontato dimostrare ancora di avere fame e fiducia. Simbolo, la corsa di Ciriello verso Carola. No, ma hai ragione, come ti ho già detto prima, ci mancano quei 4-5 punti di episodi che succedono nel gioco del calcio e che qualche volta sono stati dalla parte degli avversari, non dalla nostra, però ti ripeto anche che bisogna essere bravi a portarsi a casa gli episodi. Quindi ecco, come si trovano gli episodi? Come li dovrebbe trovare il Muggia il prossimo anno? Bella domanda. Facendo partite come questa riesci a portare a casa il risultato, riesci a fare una prestazione di gioco e di entusiasmo, con il cuore anche, perché oggi c'è stato tanto cuore da parte dei ragazzi. Noi stiamo cercando di costruire qualcosa di bello, un passettino alla volta. Corsa verso Carola e abbraccio quando sei uscito, rivediamo quel momento di Ciriello che esce col mister, un lungo abbraccio anche, che significa qualcosa, insomma, significa che questa squadra vuole continuare a costruire cose belle con Carola, interpreto io. Beh, sicuramente, diciamo che abbiamo cominciato da luglio a allenarci e a correre assieme. Abbiamo vissuto questa partita con molto sangue in testa e molte emozioni. Forse all'inizio ce l'avevano un po' di più il Monfalcone, poi ci ha raggiunto sul 2-2, dopo è diventata una partita veramente apertissima. E quindi l'abbraccio è stato proprio anche un po' liberatorio, giustamente. Siamo riusciti a sconfiggere, perché era il 95esimo, a sconfiggere un Monfalcone. Io l'ho detto, tipo, ce l'abbiamo fatta, cioè abbiamo battuto la prima della classe. Avevate bisogno di questa vittoria per il vostro campionato, insomma? Beh, se guardiamo la classifica uno dice, per l'orgoglio. Per l'orgoglio, ma anche per il fatto che se pensiamo anche alle partite che abbiamo fatto con la Variana e Pordenone, abbiamo portato a casa tanti punti. Il rammarico è non aver portato a casa dei punti contro alcune squadre che in questo momento si trovano a doversi salvare, o alcune sono già retrocesse. Là, secondo me, è stato il punto. È mancato un po' il Muggia, no? In questo campionato, però l'ha dimostrato. Sarebbe stato bello vedere se Cofone arrivava a inizio stagione, però, o no? Sì, con i secoli, ma ovviamente non possiamo, però sì, sicuramente è stato un supporto, un aiuto, perché è un giocatore forte, comunque ha la sua esperienza, è riuscito ad arrivare anche lui, no? 10 gol da metà stagione, sì. Quindi sicuramente. Avete sofferto parecchio in difesa però quest'anno, no? Questo è un dato. Poi c'era un'altra cosa che volevo chiedere a Ciriello che richiama. Quest'anno tu ti ricorderai di questa stagione, credo, nel gol più bello che hai fatto, credo negli ultimi 5 anni della tua carriera, perché sono gli ultimi 5 anni che io e questo è il simbolo di quello che è il Muggia, quindi un bel gioco, una bella situazione, ma non è riuscita a fare la protagonista, esatto, fino in fondo. Lo sta facendo adesso, no? Però ovviamente quest'anno secondo me ha sofferto la fase difensiva. Dopo non so magari anche cosa dice il Dea, che è un mister, e quindi se mi conforta in questa mia Dea, cosa dici tu del Muggia? Tra orgoglio domenica e un bel po' di rimpianti, no?
E la fase difensiva? La fase difensiva. Sì, sono d'accordissimo. Cioè loro sono una squadra che fa grande volume di gioco, ma per ottenere questo volume di gioco ogni tanto esce con tanti giocatori e quindi concede. È una squadra che crea tanto ma subisce tantissimo. Le partite che ho visto sono state tutte con lo stesso leitmotiv, cioè grande volume di gioco, ottime occasioni create, ma anche delle occasioni subite, proprio perché tutto questo voler creare ogni tanto creava qualche squilibrio. Poi non dimentichiamoci che anche loro 2-3 giocatori sono mancati. Venturini hanno avuto pochissimo, a un certo punto se è andato via un giocatore importantissimo come Dekovic. Hanno avuto qualche problema secondo me anche dal punto di vista tattico, perché con Cofone e il Bomber sono costretti a giocare a rombo, e se non c'era Palmegiano facevano fatica a trovare il giocatore che gli giocava dietro, quindi ci sono state tante piccole cose che hanno fatto sì che loro non fossero lì. E poi aggiungiamo che è il primo anno che comunque costruiscono per provare a vincere, anche se l'anno scorso l'hanno fatto benissimo, no? E quindi magari anche un percorso di crescita. Esatto, fa parte della crescita e ci sta anche capire un po' dove sono i limiti della squadra, per cercare anche per appunto un eventuale prossimo anno vedere come aiutare. Diciamo che a livello, mi dicevi, sì, di difesa, sì, sicuramente si può lavorare, ma ti direi difesa, centrocampo, attacco, cerchiamo comunque in generale di guardare un po' tutti i reparti. Secondo me più l'aspetto mentale, perché alcune partite le abbiamo perse al 90°. Sì. Anche con la Marianne ed eravamo anche fuori del in portiere. 4, col Tamai e anche la Rive Flaibano, una delle ultime. Gli episodi che dice Carola ti devono girare e non è questione di fortuna, è questione di esserci o non esserci. Però è vero che se guardo gli episodi come sono girati al Pordenone e come al Muggia, si fa la classifica, si fa la classifica tra Muggia. Pordenone ha avuto diversi episodi che ha trovato favorevoli per essere ancora protagonista adesso, e il Muggia magari quando non è riuscito a trovarli per essere lì a giocarsela con gli altri, credo. Chiavon è stata una piacevole sorpresa, no Ciri? Sì, in particolare anche all'inizio dell'anno comunque, io credo comunque che avevamo 3 portieri comunque all'altezza, tutti e 3. Chiavon quest'anno ha avuto maggiori possibilità rispetto comunque a Johan e ad Alberto, però sì, sicuramente. Il punto Pordenone l'ha preso lui. Anche domenica. Anche domenica 3 ne ha presi, domenica che si fanno il 3-2 gli altri. Anticipo che una è già di nuovo miglior parata per stasera, lo vedremo dopo, ma vediamo al punto che il Muggia, al di là del suo personale campionato, tiene viva l'eccellenza. La tiene viva, non ne aveva granché bisogno, che è stata bellissima, però questo secondo me è stato il momento clou del campionato, perché le ultime 2 ve le rimostriamo, questa corsa per la Dima, ormai la conoscete bene cosa accadrà. Insomma, adesso l'UFM si trovava di fronte a un tolmezzo che ha già raggiunto l'obiettivo, ha più di qualche problema di formazione, giocava in casa al Boito, se passava a Muggia vedeva la Serie D, e poi lo sapete c'è lo scontro del Bottecchia, l'LME trova un fiume e un Fontana Fredda, le prese con la salvezza. Davvero se il Pordenone deve passare l'ostacolo Rive Flaibano per arrivare all'ultima, e tutto questo grazie alla vittoria del Muggia, che al di là di tutto è sorprendente. Ma cos'è successo domenica? Cioè, Dea, questo campionato continua a sorprenderci fino alla fine, però la capolista ti aspettavi che cadesse a Muggia così, anche se tornata in partita poteva vincerla. È un segnale o fa parte solo del percorso di questo clamoroso campionato? Ma Massimo, poi purtroppo, per fortuna, mettiamola come vogliamo, il calcio è fatto di episodi. Tu hai la palla del 3-2 per ammazzare la partita, perché il campionato sia finito, sbagli un minuto dopo prendi tu il 3-2. Probabilmente, come fai vedere nella sigla, la parata che ha cambiato la Coppa Italia dell'anno scorso di Moretti, probabilmente il rigore di Adrigo potrebbe cambiare il corso di questo campionato. Doveva girare quell'episodio lì, non doveva sbagliare quell'episodio lì. Il risultato a tavolino della prima giornata di campionato, quanto pesa a quel punto oggi a Pordenone?
Però prima più il rigore. Prima si parlava di episodi che girano a favore, ma questo è un episodio che non è neanche un episodio da campo. Nella storia del campionato potrà avere un peso, sicuramente. Ma come hai visto l'UFM? Cioè voi vincete una partita con una squadra che si sta indirizzando verso la vittoria, si stava indirizzando verso una vittoria del campionato che adesso resta ancora col punto di domanda. Come hai visto la capolista? Beh, allora, parliamo comunque di una capolista, parliamo del Monfalcone che comunque è ancora primo, aveva fino a domenica, prima della partita, la miglior difesa e si è dimostrata caparbia fino alla fine, perché dopo il 2-0 di primo tempo, che è stato molto emotivo secondo me, noi eravamo più tranquilli. Sicuramente determinati, però più tranquilli, ma perché giustamente era così. Loro si giocavano e si stanno giocando un campionato che è diverso. Secondo tempo, ovviamente con le qualità che hanno e col gruppo che hanno, sono riusciti a riportarla. Dopo i rigori, chi li calcia può sbagliare ovviamente, quindi sicuramente non si dà secondo consecutivo per Aldrigo. Ma guarda, secondo me sono cose che succedono. L'avresti calciato tu? Ma sì, avrei calciato. No, dopo aver sbagliato domenica scorsa, esatto, cioè questo, come vai su quella palla lì? Quanto è pesante? È pesante, ma ha fatto bene a calciarla, e anche se sbagli è giusto, perché si è assunto la responsabilità. E sono sicuro che tutti i suoi compagni le avrà detto, ragazzi, non fa niente, avanti così, andiamo insieme. Però hai detto una cosa sull'emotività del Monfalcone, è un Monfalcone che sente il finale di campionato, come è normale che sia. Quando senti l'odore della preda è chiaro che l'adrenalina sale, no? Ma vi chiedo allora, ogni settimana cambiamo l'argomento, no? Quanto è decisiva questa, alla fine sarà decisiva solo l'ultima, perché diciamoci la verità, magari lo chiude domenica il Monfalcone. In questo campionato non ci abbiamo capito nulla, avevamo detto anche che non era più corsa a 3. Questa partita determina qualcosa? Ha un peso secondo voi adesso? Determina che adesso il Monfalcone non è più a 90 minuti dalla vittoria, o meglio, lo è ma in maniera un po' più complicata, perché non dipende più solo da se stesso. Se il Monfalcone passava a Muggia domenica, il destino era nelle sue mani, bastava battere il Tolmezzo domenica e c'era. E quindi determina nel senso che è chiaro che rimette in gioco due squadre che altrimenti non lo sarebbero state. Anche se ha vinto lo scontro diretto, Dea 4 gol a Muggia, 3 gol a Fagagna, denotano un finale di campionato che può capitare, dove arrivi un po' al limite anche della forza che hai dovuto mettere in un campionato sempre in testa. Bisogna tenere conto che può arrivare un po' mentalmente anche stanca una capolista che dopo ne parleremo, si è ritrovata a giocare tante sfide decisive, Dea? Divento ripetitivo, ribadisco, ci sono partite, ci sono partite che non sono per tutti. Quando tu arrivi alla fine, il campo, l'ho già detto, la cosa che ho già detto e ridetto, la porta diventa più piccola, il campo più grande, il pallone pesa 1 tonnellata, non è per tutti, perché sbagli il rigore alla quinta, sbagli un rigore alla penultima e cambia tutto, no? Non ci si ricorda degli errori fatti prima, ci si ricorda degli errori finali, quindi la tensione sale, il sabato notte non dormi più come dormivi tutti gli altri sabato, senti che sei vicino a una cosa storica, perché per tutte e tre comunque sarebbe un risultato straordinario, per tutte e tre, per il processo che hanno avuto durante l'anno, quindi per tutte quante diventa pesante la cosa, ancora di più per il Monfalcone, che cavolo, ti fai tutto il campionato davanti e ti trovi alla fine così, vedresti sfumare veramente un sogno cullato e coltivato. Certo. Cioè, non toglierebbe niente a quello che hanno fatto, per carità, cioè, solo togliersi il cappello, però è chiaro che tutto diventa più complicato, è normale, è la normalità delle cose, io credo. Soprattutto Stefano, quando pensi di avercela fatta dopo aver vinto lo scontro diretto con l'LME, no? Cioè nel senso sei andato a 4 punti, no, pensi di avercela fatta, ma dici ho superato uno scoglio importante, no? Sì, ma loro lo sapevano che Muggia era complicata la cosa, cioè io non posso pensare a un ragionamento del genere, il mister Zannutti che è troppo bravo e preparato, io credo che avessero molto timore di questa partita. E soprattutto voi avevate veramente voglia
di fare quel tipo di partita, no? Ma stanno bene loro? A noi ci sono mancati un paio di punti, noi dovevamo essere lì per magari puntare ancora a una promozione. E noi avevamo voglia, ma ti direi che c'è stata magari maggior voglia perché quando vai a giocare contro la Varian, Pordenone, Monfalcone hai quella spinta in più, che dovrebbe essere comunque anche con altre squadre, però viene meno, e là secondo me sta anche nell'esperienza dei ragazzi. Ma infatti la sfortuna dell'UFM è trovare il Fagagna, che in quel momento lì era in salute, ha trovato loro che sono in salute, cioè ha trovato, sai, anche quando trovi... adesso che anche se prima con merito c'è una sconfitta di troppo, no? nell'ultimo periodo, perché una secondo me non l'aveva messa in conto, una delle due, dai, Fagagna non la mette in conto. Se posso dire magari una blasfema, ma secondo me è la dimensione giusta dell'UFM, perché vi ricordate tutti quanti a inizio campionato noi non davamo un UFM a questi livelli, poi sono stati bravi e hanno condotto un campionato strepitoso, e quindi ci sta che possa arrivare anche con questo calo, credo sia fisiologico, con qualche partita che e poi la sfortuna di trovare in quella gara l'avversario che ti gira bene. Però non dobbiamo aver paura di dire che insomma la capolista può anche chiuderlo poi i conti, no? Cioè una capolista che sta stupendo, perché poi qua se la prendono, sembra che questo che una dico... capolista matura però. Ok, anche alla fine se vincerà, no? Perché devo farmi capire, perché poi c'è questa incomprensione che sembra che si voglia trovare problemi all'UFM, no, è una cosa formidabile, l'abbiamo detto, però noi dobbiamo analizzare ad un livello un po' più alto, la cosa dire, la capolista, come hai detto tu, magari di spessore che è pronta a chiuderla, la chiude in quel momento lì. Adesso dovrà andare a chiuderla comunque, se sarà così, all'ultima in un Bottecchia che magari si presenterà a Gremito. Ci sta questo ragionamento, no Simone? Cioè, sì, si può aspettare che la chiuda. Se vuoi ti dico anche questo, secondo me se al posto dell'UFM ci fosse stato il Muggia, ok? Il Muggia sarebbe stato più cinico, più preparato e più all'altezza e avrebbe fatto un altro campionato. Questa è una mia opinione e ovviamente è con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però quello che porta... Scusa, ti sta dimensionando l'UFM. Io sto paragonando alle capolista quelle che hanno vinto poi con margine, no? nel passato. Questo è un campionato più equilibrato, più difficile, dicevo Fornariere. Bravo, questo volevo dirti anch'io. Te lo aspetti dalle capoliste, qui abbiamo uno che ha vissuto una stagione da protagonista, da quel Brian o da quel Chions, che erano talmente più forti di tutti, che sapevi che, io mi ricordo un anno, Brian Lignano Tamai proprio, col Tamai che arriva secondo, il Brian in casa loro la chiude nettamente, quindi adesso perché c'è un campionato un po' più equilibrato, ma non dimentichiamo però, diamo merito anche a loro come hai dato, cioè che l'UFM, la capolista, è andata a perdere sul campo della quarta in classifica, non sul campo di una Già vedevo che non eri d'accordo in questo Ha perso anche a Fagagna però. Sì, ma perché poi noi dobbiamo anche pensare che il calcio è fatto anche di piccoli particolari. Parlava adesso Simone di Brian Tamai. Brian Tamai è una partita che il Brian vince col Tamai che sbaglia il rigore a tempo scaduto, facendo un secondo tempo clamoroso che meritava minimo il pareggio, però la porti a casa. Se noi pensiamo alle ultime partite dell'UFM, ma voi vi ricordate il gol di Cesselon all'ultimo minuto che ha sbagliato, che è stato clamoroso, e il rigore di domenica? Cioè poi noi analizziamo tutto, la voglia, non la voglia, il carattere, ma poi ci sono degli episodi, cioè magari Bolgan fa gol domenica scorsa sul palo invece di sbagliarlo e stiamo parlando di altre cose. Nel caso, nella preparazione e tutto, poi ci sono anche i particolari, perché il discorso purtroppo, e tu Massimo in questo mi insegni, se sbagliamo la punteggiatura viene fuori tutto un altro tipo di discorso e gli episodi fanno parte della punteggiatura. Sì, ma non ci si può arrabbiare se si pensa che magari tra Fagagna e Muggia c'è una sconfitta di troppo, perché stiamo parlando della capolista, non stiamo parlando della quarta. Questo si può dire. Comunque... Mi aspettavo più il Muggia del Fagagna, se devo essere sincero, però è chiaro che poi gli episodi... Certo. Allora, attenzione all'LME che quindi torna tutto in corsa, l'LME
è a un punto di nuovo, adesso c'è questo finale a 3, l'LME che per questo finale ci mette un'arma che è Bolgan, prima nomination al miglior giocatore, vediamo. Ciriello, una collega di reparto, perché se sta bene qua c'è un altro che può spostare gli equilibri, no? Sicuramente, ho avuto comunque la possibilità di giocare con lui, è un giocatore comunque di categoria e quando sta bene sposta anche lui l'equilibrio appunto delle partite e infatti si è visto domenica questi 3 gol. Sicuramente è un'arma insieme alla squadra, perché anche altri ragazzi comunque che conosco della Varian hanno delle forti individualità e se il mister riesce a trovare la quadra, magari queste 2 partite riesce veramente a spuntarla, visto che sappiamo appunto l'ultima partita c'è sempre un Pordenone Monfalcone, quindi che può cambiare veramente tutto. Ditemi la nomination, me la passi Fornasiere? Te la passo perché insomma le triplette noi insomma le abbiamo sempre premiate e lodate, però mi piace nominarti anche un altro giocatore che non è un'alternativa. Però domenica ha fatto gol nella terza vittoria della Pro Fagagna Yuri, il capitano, quello che è adesso ultimamente un po' il simbolo, no, di quella Pro Fagagna rimasto lì negli anni, e trovare lui, aprire lui le danze di quel tris di vittorie che insomma ha portato anche alla matematica salvezza, mi piaceva ricordarla. Ecco. Va bene? Bolgan, sì. Bolgan, perfetto, me lo passa anche il Dea. C'è l'LME, ovviamente con un Bolgan e con tanti altri che è lì a pari col Pordenone, ad un punto sotto la capolista UFM, ma c'è il Pordenone, abbiamo visto nella corsa per la D, deve passare l'ostacolo Rive Flaibano, però è un Pordenone che ha passato l'ostacolo Pro Gorizia, no? Quindi... sicuramente è stato un ostacolo importante, perché la Pro Gorizia, anche se la Pro Gorizia la paragono un po' adesso all'LME, le lunghe rincorse alla fine rischi un po' di zoppicare, di spegnerti, di avere meno brio, ecco, no? E anche la Pro Gorizia adesso ultimamente, dopo il gran filotto, è tornata al penultimo posto e adesso è davvero spalle al muro anche la Pro Gorizia, perché lo sa che sicuramente deve vincerne 2 o vincerne almeno una per restare nella forbice play-out, e lo giocherà sicuramente in trasferta. Però mi aspettavo un po' di più, e quindi per il Pordenone secondo me è stata una vittoria importante, una vittoria, 3 punti pesanti per il momento e per l'avversario. Ecco qua il gol di Del Savio che vale tantissimo, infatti viene festeggiato con un episodio molto dubbio, però facciamo andare le immagini perché dopo il gol c'è stata un'occasione, c'è stata questa conclusione di Dembélé. Adesso noi non è che abbiamo la goal line technology, noi quindi non è che possiamo dare certezze, c'è però una sensazione. Ecco, anche a Muggia c'è un gol del Monfalcone che sembrava dentro. Io devo dire sta cosa, cioè siamo nel campionato più importante degli ultimi anni, c'è un grande livello, ragazzi, gli assistenti, o magari non l'ha visto, lui l'ha giudicato fuori, però gli episodi contano, cioè gli episodi contano, questo bisogna stare attenti, perché questo pesa in un campionato. Dea, l'abbiamo già detto questo discorso, no? È evidente, ritorniamo al discorso di prima, cioè, dai gol al Pro Gorizia, cambia campionato di tutte e due, è normale. Sì, restano molti dubbi su quel pallone, cioè adesso... Direi abbastanza. Cioè l'assistente deve essere decisivo in questa anche partita. Perché non mi sembra un'azione difficile per l'assistente, con un lancio, il giocatore che scavalca il portiere, si defila e calcia, l'assistente credo che se non era a fare una sostituzione a metà campo poteva essere sulla linea. Poi il Pordenone approfitta degli episodi, giustamente, non è mica colpa del Pordenone, perché poi non voglio sentire la storia perché il Pordenone, me ne frega niente, poteva essere qualsiasi partita. A me
quello che preme sottolineare è che però se in un campo con la Sanvitese fanno un errore, qua non vedono un gol, poi vai a Muggia e vedi un altro, siamo sul pezzo finale, serve attenzione. Servono delle attenzioni e degli assistenti di livello. L'assistente è importante, non c'è solo l'arbitro. E qua richiamiamo l'attenzione, le designazioni, insomma, servono i migliori per le partite decisive e qua sono tutte decisive. Io devo dire che la partita di domenica mi sarebbe piaciuta rivederla con Pro Gorizia, con una classifica più dignitosa per la squadra che ha messo in campo, perché anche domenica ha dimostrato intelligenza calcistica ed ha giocato alla pari con il Pordenone, sì, cosa che all'andata e nonostante questo episodio devo dire che in altre circostanze avrei assistito a proteste più vivaci. Evidentemente ci sono state sì delle proteste e anche in questo va premiata la Pro Gorizia per questo campionato dignitoso che sta facendo, soprattutto nel girone di ritorno, perché l'ho fatto con dignità. Sì, e poi attenta alle prossime 2 partite. Quindi però ha ragione Fornasiere, occhio che la rincorsa ha cominciato a pagarla anche la Pro Gorizia. Comunque Pordenone UFM chiude, ho detto... Sugli episodi volevo un attimino. Sugli episodi abbiamo visto che in 34 gare tutte le squadre hanno una compensazione di episodi a favore ma e non contro. Ci interessa pali, questo. traverse, ci interessa. rigori dati, rigori non non è dati. questo che ci interessa. Non funziona la compensazione in campionato. Sono 2 errori la compensazione. Non funziona, non funziona la compensazione. Io ricordo di aver visto un rigore a Pagagna dato a Ciriello che effettivamente il rigore si può sbagliare, lo abbiamo detto. Ti sto dicendo un'altra cosa, abbiamo partite importanti, l'assistente di livello deve essere su quella decisione, perché l'arbitro non la può non vederla. Il campionato non viene deciso dalle decisioni. Il campionato viene anche deciso dalle prestazioni in campo. Ci sono i top player, i giocatori, ci sono gli assistenti e gli arbitri che fanno prestazione come un giocatore. Se l'arbitro fa una prestazione importante, è importante anche la loro prestazione. L'arbitro sbaglia contro una e contro l'altra. Ma non mi interessa, io non voglio che sbagli nel momento decisivo del campionato. Ma ci sono degli errori. È il momento decisivo, mi serve il grande nome, mi serve che non sbagli. Mi sbagliano se buttiamo la croce addosso ad Aldrigo che ha sbagliato il rigore, non la possiamo buttare addosso all'assistente che non ha visto forse un gol dentro. Ma quindi, come ci aspettiamo che Aldrigo non me ne voglia, è un bravo ragazzo ed è forte e sono d'accordo con Ciri, ha fatto bene a tornare sul dischetto, ha sbagliato quel rigore, allora dobbiamo dire anche dell'assistente ma gli errori, o di quello di Muggia, gol non gol. No, ma gli errori fanno parte del calcio. Non abbiamo il VAR. Ma ho capito, però abbiamo delle persone capaci che se riescono a essere sul pezzo fanno una differenza come la fa un giocatore. Sicuro. E lì il bravo assistente poteva fare la differenza, ma a parte questo è successo a Muggia, cambiano l'arbitro dice che è gol, poi dice non gol. Ragazzi, finale di campionato, decisione dritta, non si torna indietro. Va bene, io vado in pubblicità, torno fra poco per dire di questo unico campionato, per dirvi, vi voglio far notare anche quanto è stato difficile per tutti, perché è stato un campionato da scontri diretti continui, ma ve lo dico fra poco.